Ben ritrovati a Edicola Friuli. Come vi dicevo, quella di oggi è una puntata speciale perché presentiamo il settimanale nella sua nuova veste grafica, un restyling che è un frutto di un lungo lavoro, lungo diversi mesi, e che ha coinvolto ovviamente in primis la parte grafica, che poi vi porterò a conoscere, e naturalmente poi anche i nostri colleghi e chiaramente il direttore, ospite speciale di questa edizione di Edicola Friuli, Rossano Cattivello. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi, grazie. È un piacere. Allora, cominciamo leggendo ai nostri lettori il numero in edicola, l'argomento, un argomento forte, una copertina forte. Abbiamo deciso di andare un po' all'attacco, diciamo, assassini dei nostri figli. Ci siamo legati ai fatti di cronaca degli ultimi giorni, la tragica vicenda di una sedicenne morta di overdose di eroina, e abbiamo sentito degli esperti, abbiamo fatto il punto della situazione, intervistando anche chi lavora a contatto con queste realtà e conosce il problema della tossicodipendenza anche a livello di giovanissimi. All'interno del numero in edicola quest'oggi però abbiamo affrontato altre tematiche: volontari sotto attacco, lodati della politica, apprezzati un po' da tutti, però poi la burocrazia si mette di mezzo, ed ecco cosa succede se queste persone dovessero mai gettare la spugna. E poi il gas radon, un'emergenza per la nostra regione che continua a far paura, allarme dell'ARPA in questo caso, il pericolo anche nelle nuove abitazioni, quindi non soltanto in quelle più vecchie, diciamo. E poi il nodo dei bambini disabili nelle scuole, un problema non tanto non per la disabilità, ma perché purtroppo a scuola, e siamo praticamente a metà ottobre, mancano ancora 400 docenti di sostegno, quindi insomma un problema decisamente difficile da sostenere. Sfogliamo brevemente all'interno: morire di droga a 16 anni, abbiamo detto focus con le forze dell'ordine, le istituzioni e anche i sentimenti della scuola e dei ragazzi che hanno conosciuto la vittima e che vivono forse le fragilità della gioventù in prima battuta. Così ci passa la voglia di far festa, abbiamo detto le testimonianze di chi organizza questo tipo di eventi e poi si trova a dover fare i conti con una burocrazia che li mette sempre più alle strette. All'interno del settimanale in edicola quest'oggi naturalmente molti degli approfondimenti anche sul territorio, da Pordenone a Gorizia, naturalmente anche poi nelle province, ma soprattutto ci sono delle curiose pagine dedicate al mondo della cultura, con Ruggero il cantante che diventa fumetto, e naturalmente le pagine degli spettacoli con tutti gli appuntamenti. Troverete in questo caso le sezioni con delle nuove, diciamo, delle nuove pillole di appuntamenti, no? Gli eventi salienti, reportage fotografici all'interno, la pagina di Maman dedicata alla trasmissione realizzata in collaborazione tra Arlef e Telefriuli e che si poi riversa anche sulle pagine del settimanale, e naturalmente il palinsesto di Telefriuli. Questa la presentazione, diciamo, canonica di Edicola Friuli. Invece con te, Rossano, volevamo andare un attimo a spiegare al nostro pubblico il perché di questa trasformazione e quali sono i cambiamenti salienti del settimanale. Noi crediamo che una testata locale e identitaria come il Friuli appartenga prima di tutto alla sua comunità, al popolo friulano. E in questa attività, in questo ruolo, noi abbiamo cercato di fare un grosso investimento sul prodotto, sul giornale, sul suo contenitore, ma anche sui contenuti. Infatti troverete in edicola un giornale che non è solo più godibile e più facilmente leggibile, ma è anche più ricco di notizie, di informazioni, di servizi, di inchieste, di contenuti fotografici, grafici, ecco, tutto quanto per svolgere al meglio il ruolo che vogliamo, ovvero quello di un settimanale, che è quello di mettere ordine all'informazione che tutti i giorni noi riceviamo in maniera massiccia e a volte confusa, per non dire anche travisata, mettere ordine nelle informazioni, in quello che succede nella nostra comunità, immersa in un contesto anche più ampio, dare dei servizi, informare tutti i nostri lettori di che cosa può fare nel fine settimana, di intrattenere anche, perché anche quello è un ruolo del settimanale, attraverso i racconti, attraverso gli approfondimenti culturali, di spettacolo, e speriamo anche di far pensare, e questo ci dà una grande mano tutte le firme prestigiose, importanti che abbiamo, che collaborano con noi e che hanno un loro spazio nelle opinioni piuttosto che anche nelle rubriche.
Un settimanale locale è di per sé, l'ho trovato sempre così, e non soltanto perché ci lavoro da tanti anni, però un qualcosa di innovativo, di decisamente particolare, proprio perché, come dici tu, ci dà l'occasione di creare sì, un sunto delle tante informazioni che creiamo, ed è un prodotto davvero unico. È un prodotto unico, sicuramente deve far fronte a un cambio epocale dell'informazione. Sappiamo benissimo che la carta negli ultimi 10 anni in Italia, ma generalmente nel mondo occidentale, sta soffrendo una grossa crisi. Noi abbiamo cercato di cambiare il modello distributivo, il modello dei contenuti. Adesso anche veste grafica, proprio per svolgere quel ruolo che dicevo prima, ma in maniera moderna, che guarda al futuro, non al passato, e che cerca di andare incontro alle esigenze e anche agli stili e alle abitudini di fruizione dell'informazione che i friulani oggi hanno. Non c'è solamente il settimanale, ci sono anche i magazine tematici di approfondimento, che sono quelli dell'economia, del lifestyle, e quindi qualche cosa di più leggero, e anche quello dell'agricoltura e dell'ambiente. Ma voglio contestualizzare i nostri prodotti editoriali nel gruppo Media Friuli, perché lo scopo di questo progetto editoriale è quello di legare, mettere assieme web, televisione e carta, in maniera da dare ai friulani tutte le informazioni durante l'arco della giornata e della settimana, in maniera differente, in base alle loro disponibilità di tempo, ma anche alla tipologia dell'età o della professione. Questo significa che Media Friuli riesce a dare per primo a tutti voi le informazioni attraverso il web, riesce a dare già delle informazioni contestualizzate attraverso la televisione, e riesce a fare riflettere e ad approfondire attraverso la carta, e questo in maniera da diventare punto di riferimento nella nostra comunità, e speriamo oggi e anche domani. Abbiamo menzionato il lifestyle, il green, poi naturalmente sono tanti gli inserti tematici sulla salute, la famiglia, ma anche ovviamente legati magari a degli eventi in particolari, ma il nostro cavallo di battaglia, ed è in edicola proprio oggi in allegato gratuito con il settimanale, è il business, il mensile di economia. È l'unico mensile indipendente di economia che cerca di parlare con il linguaggio dell'imprenditoria e dell'economia a un pubblico ampio, vasto, e il personaggio in copertina in questo numero è decisamente particolare, perché tutti noi ce lo ricordavamo in un ruolo diverso. Sto parlando di Massimo Tamaro, che era comandante delle Frecce Tricolori e che dismessa la divisa si è ripensato in un ruolo completamente diverso, apparentemente diverso, poi lo spiegherà lui, perché è consulente di aziende. Il suo ruolo è quello di aiutare importanti realtà come ad esempio la Ferrari a vincere le sfide attuali dell'economia in un mondo globalizzato attraverso delle strategie innovative. Lo sta facendo sempre qui in Friuli, ma anche si racconta che le sue diverse vite l'hanno portato anche a coltivare una passione che era nascosta e che forse non è riuscito a palesare così bene in passato, che è quella legata all'arte. Ma tutto questo dovrete andarlo a vedere leggendo il nuovo numero del business. Allora, grazie Rossano, adesso noi ti abbandoniamo e ci spostiamo, perché portiamo i nostri lettori e telespettatori a conoscere i nostri grafici, che sono poi quelli che hanno ideato, architettato tutto. Grazie, venite con noi. Permesso? Eccoci qua, siamo nella stanza dei bottoni, ovvero la stanza dei grafici, dove non solo chiaramente è stato realizzato, ideato ed è nato il restyling, ma avviene la produzione praticamente del giornale, la realizzazione. Non solo però, perché i nostri grafici si occupano anche delle sigle, ad esempio delle trasmissioni o delle pubblicità, quindi insomma sono un po' l'anima grafica del gruppo Media Friuli. E ve li presento in ordine rigorosamente di anzianità: Vittorio Regattin, Simone Lentini e David Fontana, e partiamo invece proprio da Simone, che ci presenta il team. Sì, buongiorno a tutti e benvenuti nel nostro reparto grafico. Niente, io sono Simone Lentini e partiamo, direi, però con Vittorio Regattin, che è, diciamo, la mente più importante di questo reparto, e poi ovviamente l'ultimo arrivato, ma non per quanto riguarda l'importanza, David Fontana.
E qui siamo qua noi tre e creiamo, diciamo, tutto quello che passa poi per la televisione, per il giornale e anche tutta la parte che riguarda il web. L'anima creativa del nostro gruppo, ma soprattutto anche una squadra davvero vincente e affiatata. Vittorio, a te invece 2 parole sul restyling e su che cosa ha guidato questa trasformazione. Bene, l'obiettivo era quello di realizzare un prodotto accattivante, bello da sfogliare, da leggere. Ma noi non abbiamo fatto niente di speciale, abbiamo semplicemente messo in ordine delle idee, degli stili che poi rimandano anche ai magazine europei di tendenza. Però diciamo che c'è una connotazione molto locale che prende ispirazione dal nostro team, che è quello della positività, dell'allegria, perché anche lavorando allegramente il prodotto su questo settore, soprattutto il prodotto viene sicuramente meglio, no? Mi permetto di aggiungere l'affiatamento, perché insomma qui c'è dell'amicizia che crea. E poi il 90% del lavoro chiaramente diventa di bassa manovalanza, perché si tratta di sviluppare dei layout, dei templates che sono i modelli di pagina che poi vengono fruiti dalla redazione giornalistica e che appunto poi sviluppano il loro lavoro. Ci spostiamo invece da David Fontana, che appunto è l'ultimo arrivato, però ormai insomma è collaudato. Caro David, tu so che sei uno sportivo, però in realtà hai tante passioni che sfociano anche, insomma, tutta questa tua passione per l'arte e sfocia poi, si trova libero sfogo sulle pagine anche di quello che realizzi. Diciamo che il nostro lavoro è la somma di tanti interessi, della voglia anche di osservare il mondo, di osservare l'arte, di osservare un po' di tutto e metterlo insieme per creare qualcosa che sia fruibile per tutti. Grazie. Allora, Edicola Friuli per oggi finisce qui. Vi ho portato appunto alla scoperta un po' del dietro le quinte e spero che vi siate divertiti e vi sia piaciuta questa giornata. Non vi resta che recarvi in edicola per acquistare il nuovo numero del settimanale Il Friuli. Edicola Friuli torna venerdì prossimo, sempre qui alle 18:40 circa, e andremo in onda da Pasian di Prato. Buon weekend!